Nonostante le restrizioni dovute al Covid-19, il premio Sipario d'Oro, giunto alla sua 13ª edizione, si farà sabato prossimo presso la località Caos, innanzi la casa Pirandello. Un importante appuntamento con l'arte, la cultura, il giornalismo, il teatro, il cinema, la società civile. Un incontro che si ripete ormai da 13 anni. Il premio vuole essere un momento per sottolineare quelle eccellenze del territorio che si sono particolarmente contraddistinte nei vari campi, attraverso le azioni, i percorsi riconosciuti e quindi premiati. Quest'anno la manifestazione, come già detto, si terrà presso l'area della casa natale Luigi Pirandello, sabato prossimo alle ore 21. Il Sipario d'Oro 2020 viene attribuito da una commissione presieduta dal direttore di Sicilia24.it, il giornalista Lelio Castaldo e diverse personalità della provincia agrigentina. Per l'edizione di quest'anno i premiati sono il giornalista Cesare Sciabarrà, direttore del sito Canicattì Web, la presidente dell'associazione Telefono Aiuto dottoressa Antonella Gallo Carrabba, il trio solidale I Vicini di Casa del Mondo, il noto cardiochirurgo Michele Pilato dell'Ismet di Palermo, il maestro di tradizioni popolari musicali Antonio Zarcone, il musicista Mimmo Pontillo, Alberto Cardillo della segreteria regionale turismo. Quindi la serata sarà condotta da Claudia Baldalamenti e dalla collega Margherita Trupiano, coordinamento scenico e del professor Mario Gaziano. L'evento avrà inizio alle ore 21 presso la casa natale Luigi Pirandello. La cerimonia è patrocinata dall'assessorato regionale al turismo. L'ingresso è gratuito.